del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. La ringraziamo, Eccellenza, per aver accettato l'invito a presiedere questa celebrazione in onore di Santa Augusta, la nostra patrona. Fin dall'inizio, posso dire, del mio servizio pastorale in questa comunità e nell'unità pastorale ho sentito l'affetto, la devozione per questa santa da parte di tante persone. Tante salgono il colle di Santa Augusta per fermarsi in preghiera e affidarsi a lei. Dunque siamo davvero contenti oggi di celebrare la sua festa insieme anche agli altri sacerdoti, Don Andrea Dalcin, Don Egidio, Don Claudio dal Chad, diocesi di Sar, Don Maurizio dal Santuario dell'Amore Misericordioso di Colle Valenza, oltre che Don Giuseppe. Un grazie particolare alla Tenda TV, il canale che trasmette questa celebrazione, e un saluto affettuoso a tutti coloro che ci stanno sentendo da casa e partecipano con noi alla preghiera. Un grazie alla corale femminile vittoriese diretta dal maestro Patrizia Tomasi, un grazie anche al nostro maestro Padoin che accompagna la corale. Grazie alla confraternita del Santissimo di Vazzola, una mia vecchia conoscenza. E infine una parola di gratitudine particolare al gruppo dei volontari che segue il santuario di Santa Augusta e lo cura con dedizione e con amore. Li affidiamo a Santa Augusta, li ricompensi del loro impegno e del loro amore. Grazie caro Don Massimo, saluto anch'io tutti i miei confratelli sacerdoti, diacono e tutti voi. Concludiamo con questa celebrazione eucaristica la solennità di Santa Augusta. Diciamo che è davvero, come ha ricordato Don Massimo, molto amata dai vittoriesi, non solo dai serravaresi, ma dai vittoriesi e anche da tante altre comunità cristiane che non hanno fatto mancare la loro presenza in questi giorni. Prepariamoci a vivere bene la Santa Messa, mettendoci davanti al Signore con gratitudine per il dono di questa santa martire e chiediamo che purifichi il nostro cuore e ci doni il suo perdono e la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
et in terra pace. One voluntatis. Gloria, 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 in excelsis Deo, et in terra pax one voluntas. Preghiamo. O Dio onnipotente e misericordioso, tu hai mostrato anche in una fragile fanciulla la tua forza e nella sua giovane età hai fatto risplendere le ricchezze della tua grazia. A noi che celebriamo la festa di Santa Augusta, Vergine e Martire, concedi benigno di essere aiutati dalla sua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Grida a squarciagola, non avere riguardo, alza la voce come il corno, dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio. Perché digiunare se tu non lo vedi, mortificarci se tu non lo sai? Il digiuno che voglio non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto ed Egli dirà: eccomi. Se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce. La tua tenebra sarà come il meriggio. Parola di Dio. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Se il Signore non fosse stato per noi, lo dica Israele. Se il Signore non fosse stato per noi quando eravamo assaliti, allora ci avrebbero inghiottiti vivi, quando divampò contro di noi la loro collera. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Allora le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi. Allora ci avrebbero sommersi acque impetuose. Sia benedetto il Signore, che non ci ha consegnati in preda ai loro denti. Chi dona la sua vita risorge nel Signore.
Siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente da Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, perché io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo con Lui, anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Tu invece mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni e nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antioca, a Iconio e a Listra? Quali persecuzioni ho sofferto? Ma da tutte mi ha liberato il Signore. E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito di Dio riposa su di voi. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. dal Vangelo secondo Matteo. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra.
Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera. E nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore. La data del 22 agosto, scelta per celebrare la memoria solenne di Santa Augusta, vergine e martire, come sapete non è legata alla data del suo martirio, che non è conosciuta, ma è legata ad un impegno solenne, un voto che la città di Serravalle prese davanti a Dio nel 1631, 400 anni fa. E questo impegno consisteva nel festeggiare solennemente la memoria della santa patrona e andare in pellegrinaggio nel suo santuario proprio il giorno 22 di agosto, se la santa avesse interceduto presso Dio per liberare la città da una terribile pestilenza che stava colpendo tutti i territori all'intorno. Dicono le cronache del tempo che Serravalle non solo non fu colpita, ma anche che la pestilenza cessò in breve tempo. Possiamo chiederci perché la città di Serravalle si rivolse a Santa Augusta. Che cosa la spinse a fare questo voto proprio rivolto a questa santa? Ma possiamo dire anzitutto che i nostri padri intuirono di avere una patrona che già aveva vinto la potenza del male, magari non immediatamente del male fisico, quanto piuttosto la potenza del male spirituale e morale, che possiamo definire una peste ancora più mortale di quella fisica. Augusta, accogliendo e vivendo la fede in Gesù, aveva vinto la schiavitù del male spirituale e morale, proprio così. La schiavitù di una vita senza speranza, una vita tutta e soltanto rinchiusa nella prospettiva materiale, una vita senza senso, senza direzione, senza prospettive di eternità. Ma la fede in Gesù aveva aiutato Augusta anche a vincere la schiavitù di una vita moralmente incentrata su se stessa. Se non si ha speranza in Cristo,
se non si ha la speranza nella vita eterna, tutto si risolve nella ricerca ossessiva e disperata di star bene noi, di vivere bene noi. Tutto si risolve nella ricerca dei nostri comodi e del nostro benessere, con la conseguenza che le altre persone vengono viste o come dei concorrenti o dei nemici da cui difendersi, perché potrebbero portarci via qualcosa di quel benessere che ci siamo faticosamente procurato. Oppure vengono visti come degli strumenti di cui servirci per continuare a stare bene noi. Possiamo dire che una vita così, che spesso, guardate, spesso si produce nel nostro contesto culturale, possiamo dire che una vita così è una vita infernale. È una vita infernale, senza speranza, ma anche senza carità. Augusta, apprendosi alla fede in Gesù, ha vinto ambedue queste tentazioni. La tentazione di una vita senza speranza, la tentazione di una vita senza carità. Augusta, debole e fragile, e tuttavia vittoriosa contro il male. Tu riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi, chi è senza armi, la forza del martirio. Così dice la liturgia, e davvero questo si è realizzato pienamente in Santa Augusta. Ebbene, gli abitanti di Serravalle intuirono anzitutto la potenza inerme ma vittoriosa di Augusta e la invocarono sulla loro città. Ma insieme ricordarono che Augusta, proprio grazie alla sua fede, si era presa cura dei poveri. Anzi, inizialmente dicono le cronache che proprio per essersi presa cura dei poveri di Serravalle fu scoperta e perseguitata. In Augusta vediamo presente quello che San Paolo definisce la fede che opera attraverso la carità. Ambedue, fede e speranza, fede e carità sostenute dalla speranza. Questo risplende in Santa Augusta. E questo trinomio, fede, speranza e carità, è capace di miracoli. È un'intuizione profonda. La fede che opera per mezzo della carità è capace di compiere cose miracolose, cose che vanno al di là delle risorse umane. Non la fede sola, non la sola speranza, non la sola carità, ma insieme la fede che opera per mezzo della carità, ambedue sorrette dalla speranza. L'intuizione dei serravalesi di rivolgersi a Santa Augusta è proprio molto profonda. La fede che opera attraverso la carità sostenuta dalla speranza può compiere cose miracolose, e di fatto sperimentarono la potenza della sua intercessione. L'intuizione dei nostri padri è stata e continua ad essere estremamente feconda, non solo nel senso di continuare ad essere devoti anche oggi nei confronti di Santa Augusta, è già una intuizione bella e feconda. Anche questo, quindi, certo, ancora oggi la Vergine e Martire Augusta vince la potenza del male e ci aiuta a ritrovare la salute dell'anima e del corpo, secondo quella grande intuizione spirituale che è la comunione dei santi che noi professiamo nella nostra fede quando diciamo il credo alla comunione dei santi, credo a questo misterioso legame, questa misteriosa relazione che c'è tra noi che oggi viviamo, coloro che ci hanno preceduti nella fede, in modo particolare coloro che ci hanno preceduti esemplarmente nella fede, che possono davvero aiutare e sostenere il nostro cammino. È un'intuizione che non dobbiamo mai dimenticare e che nel giorno della festa dei Santi Patroni è particolarmente ricordata e sottolineata. Ma
la festa, l'intuizione dei nostri padri, dico, è feconda anche nel senso di indicare a tutti noi e a ciascuno di noi un cammino di vittoria sul male, un cammino di vita che noi stessi possiamo e dobbiamo percorrere, il cammino della fede in Gesù Cristo, una fede che opera attraverso la carità, una fede e una carità sostenute dalla speranza. Quello che abbiamo intuito, abbiamo visto presente nella vita di Santa Augusta, deve diventare presente anche nella nostra vita, di noi che la invochiamo, che contempliamo la sua esperienza spirituale, che la riteniamo benefica, capace di compiere cose miracolose. Anche la nostra vita deve diventare una vita così. Chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui regneremo. Sono le parole che abbiamo sentito nella lettura. Che cosa dicono queste parole se non una grande speranza, se non una grande fede in Gesù, se non una grande disponibilità a vivere anche noi la sua carità? Ebbene, chiediamo a Santa Augusta che ci aiuti a credere a queste promesse e a vivere di conseguenza in modo da poter sperimentare il loro compimento nella nostra vita quando la raggiungeremo nella pienezza della vita eterna in paradiso. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la nostra fede e la nostra preghiera si nutrono della testimonianza che i martiri ci hanno dato sull'esempio di Cristo, modello di ogni martirio. Preghiamo insieme e diciamo: O Dio dei martiri, ascoltaci. Per Papa Francesco e tutti i pastori della Chiesa, la loro testimonianza evangelica giovi alla edificazione di tutti i credenti. Preghiamo. O Dio dei martiri, ascoltaci. Per quanti in ogni parte del mondo sono perseguitati a causa della verità e della giustizia, guardando alla coerenza dei martiri, siano fedeli al Vangelo di Cristo. Preghiamo. O Dio dei martiri, ascoltaci. Per i popoli umiliati e martoriati dalla violenza in Medio Oriente, in Ucraina e in altre parti della terra.
per intercessione dei martiri, aprano il cuore alla speranza di una pace vera e duratura. Preghiamo. O Dio dei martiri, ascoltaci. Per le nostre comunità cristiane, che in questi tempi non vivono bene la loro fede, per intercessione di Santa Augusta, riscoprano i valori del Vangelo e li vivano con fermezza e perseveranza. Preghiamo. O Dio dei martiri, ascoltaci. Per i malati che soffrono a causa di particolari malattie, per intercessione di Santa Augusta e per la loro fede ottengano dal Signore la guarigione. Preghiamo. Per noi qui riuniti, per intercessione della nostra patrona Santa Augusta, ci sia concesso di camminare forti nella fede, ardenti nell'amore e saldi nella speranza. Preghiamo. Sii benedetto, Signore, per averci dato la compagnia e l'esempio dei santi, tuoi servi ed amici, in particolare di Santa Augusta. Per la loro preziosa intercessione donaci la gioia di percorrere con l'audacia della fede la via santa che dal fonte battesimale porta alla Gerusalemme celeste. Per Cristo nostro Signore. Sei tu, Signore Dio dell'universo, la tua volontà abbiamo ricevuto questo vino. La vita e del lavoro dell'uomo lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. I doni che ti presentiamo nel glorioso ricordo di Santa Augusta ti siano graditi, o Signore, come fu preziosa ai tuoi occhi l'offerta della sua vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dalla Santa Martire Augusta a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la forza del martirio e doni agli inermi la forza di dare la vita a Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Augusta e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. Come fratelli, perché figli di un unico Padre, scambiamoci il dono della pace. Che
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore.
Preghiamo. O Dio, che hai glorificato tra i santi la Beata Augusta con la duplice corona della verginità e del martirio, per la potenza di questo sacramento donaci di superare con forza ogni male, per raggiungere la gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ora, a nome di tutti noi, delle nostre comunità, mi recherò all'altare di Santa Augusta per un atto di affidamento a lei. A te, Santa Augusta, che risplendi in cielo con la duplice gloria della verginità e del martirio, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera. Tu che hai vissuto i brevi anni della tua vita terrena, dedicandoti interamente a Dio e alle opere di carità, donaci di essere sul tuo esempio, forti nella fede, coerenti nella testimonianza cristiana, generosi nell'aprire il nostro cuore all'accoglienza e all'amore verso ogni fratello. Confidiamo nel tuo aiuto per superare le prove e le sofferenze. Benedici le nostre famiglie, la parrocchia, l'unità pastorale, il seminario diocesano e ottieni alla Chiesa nuove vocazioni al sacerdozio, al diaconato e alla vita consacrata. Fa che un giorno contempliamo con te il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo con tutti i nostri cari nella patria del cielo. Amen. Concludiamo questa
intensa celebrazione chiedendo la benedizione del Signore attraverso l'intercessione di Santa Augusta ci accompagni e ci sostenga nel cammino della nostra vita spirituale, nel cammino delle nostre comunità parrocchiali, della nostra città, della nostra diocesi, con l'esempio e la testimonianza di fede, di carità e di speranza che abbiamo contemplato nella sua vita. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa solenne di Santa Augusta Vergine e Martire, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in Santa Augusta la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo che in Santa Augusta ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede, di speranza e di amore nella sua Chiesa. E per intercessione di Santa Augusta, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.